Rapina in villa Fossalta di Piave, sessantenne aggredita legata e imbavagliata da 3 rapinatori, volevano i soldi a tutti i costi, mi minacciavano con il coltello, ha detto caccia ai banditi. Annunciata ufficialmente oggi dal Ministero dell'Interno la data delle elezioni amministrative, alle urne il 10 giugno, eventuale ballottaggio il 24, al voto in Veneto 46 comuni. Dopo gli arresti per terrorismo in queste ore saranno intensificati i presidi di vigilanza e controllo del territorio nel centro storico veneziano sotto sorveglianza speciale chiese e musei. Controlli a sorpresa della task force regionale in 34 delle 370 case di riposo pubbliche e private regionali, criticità riscontrate nell'8% delle strutture. Olimpiadi 2026 nelle Dolomiti, Zaia va avanti, il termine per la presentazione si chiude il 31 marzo, dice il nostro dossier, tutte le carte in regola per il successo. Per accedere al nuovo bando finanziato dall'Unione Europea, Confindustria Veneto lancia un laboratorio per le competenze. Singolare Via Crucis ad Arcole, dove il parroco interpreta Gesù facendosi crocifiggere, l'ho fatto per i disoccupati e i profughi, dice. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, perché torna l'incubo delle rapine in casa. È accaduto a Fossalta di Piave ieri sera in via Argine San Marco alle 8 di sera, sola in casa una sessantenne rapinata, percossa, spintonata e legata sotto la minaccia di un coltello. Sentiamo. Sarebbe da fare qualcosa qua, no? Che cosa? Sono brutte cose. Sì, sono brutte cose queste, quando vedi qualcuno che arriva così in casa. Picchiata e legata in balia dei banditi per quasi un'ora. In via Argine San Marco a Fossalta di Piave l'atmosfera che si respira è ancora quella di ieri sera, quando alle 8, non ancora buio, la sessantenne Rosanna Benedette, sola in casa, sotto la minaccia di un coltello, è stata percossa, spintonata e legata. Lo shock e la paura sono ancora impressi nei suoi occhi. La donna, appena dimessa dall'ospedale con 40 giorni di prognosi, con una spalla lussata, accetta di parlare con noi e di ricordare quei tragici momenti. Un incubo. Cosa ha pensato in quei momenti? Tutto e di più, perché insomma non sai come reagiscono, no? Aveva paura per la sua vita. Sì. La signora stava preparando la cena al marito e al figlio, che dovevano rientrare dal lavoro, quando ha sentito un rumore sospetto. Pochi secondi dopo si è ritrovata faccia a faccia con i banditi. No, ho sentito un rumore strano, ho detto Madonna cosa è successo e me li sono visti davanti. Legata e picchiata da 3 uomini con il volto coperto da calze di nylon. Mi hanno messo le braccia dietro, mi hanno legata con delle fascette, sì, ma molto forte, molto forte, e dopo mi hanno buttata per terra, mi hanno dato una spinta e sono caduta proprio sulla spalla e ho lussato, c'è una piccola frattura e lussazione. Dopo col coltello mi minacciavano, come no? Cosa le dicevano? Ma stai zitta, non parlare, e stai ferma perché sennò ti picchiamo. Professionisti del crimine, con guanti per non lasciare impronte. Avevano la maschera, avevano una calza, penso. E anche i guanti? Sì. Hanno parlato, si sentiva, o rumeni o albanesi. I malviventi volevano le chiavi della cassaforte. La donna ha subito collaborato. Sappiamo che voi avete 4 cassaforti che qua e là, ma io ho detto guarda non c'è niente, c'è una cassaforte e basta. Prendi le chiavi, gliel'ho spiegato e vai. Alla signora Rosanna rimane la paura, l'indignazione. Queste cose non dovrebbero accadere, ci dice. Perché questa gente qua viene, fa come che vuole, insomma non... E a Fossalta di Piave, dopo quanto accaduto, cresce tra i cittadini la paura. Sentiamo. Si sentono insicuri i residenti di Fossalta di Piave. Sono troppi i furti in paese. Le incursioni dei predoni nelle abitazioni sono all'ordine del giorno. La preoccupazione attanaglia tutti, anche i vicini di casa della signora Rosanna Benedette, increduli per quanto accaduto. Non riesco a crederci, ma non hanno paura di nulla. Quindi sgomento, shock, perché ci sentiamo poco sicuri. Cose di questo genere sono mai accadute in passato? Vi sentite sicuri in questa zona? Sicuri non siamo mai. A ottobre mi ha rotto una finestra e io mi dentro là. È successo 2 o 3 volte e qui attorno è successo un po' a tutti, di qua, di là.
un po' dappertutto. A me a ottobre sono entrati da me e mio fratello di là. Sono entrati mentre io stavo dormendo, non mi sono accorto di niente. La mattina quando mi sono svegliato mi sono accorto che erano entrati lo shock. Fenomeni di microcriminalità che non vanno sottovalutati perché alle volte possono sfociare in violenza o tragedia. 5 anni fa abbiamo subito tra l'altro una signora sempre da sola, è stata addirittura sequestrata e portata via con la macchina e con la cassaforte e rilasciata a un paese qui vicino dopo un'ora che era stata rapita. Per controllare il territorio, il primo cittadino vuole estendere il controllo di vicinato. Noi stiamo spingendo come amministrazione a questo punto di vista. Dove ci sono state fatte, nelle zone, nei quartieri dove sono state fatte, funziona. Anche con l'aiuto della tecnologia la criminalità può essere contrastata. Per Sensini l'obiettivo sono le nuove telecamere intelligenti. Individuare le macchine già sarebbe molto utile per gli inquirenti e probabilmente, anzi sicuramente, ci attiveremo in merito. Terribile schianto questa mattina, poco dopo le 8:30, a Caselle di Somma Campagna, sulla provinciale 26, poco distante dall'aeroporto. 2 auto si sono scontrate frontalmente, una delle 2 auto pare da una prima ricostruzione abbia invaso la corsia opposta. Mirko Pianezzola, 33 anni, tra qualche giorno, di Verona, è morto sul posto. Una seconda persona, 39 anni, è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono arrivati l'elisoccorso, l'ambulanza, oltre agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco. Elezioni amministrative, ora è ufficiale, si vota domenica 10 giugno, eventuale ballottaggio il 24. Urne aperte il 10 giugno per il primo turno, 2 settimane dopo, il 24 giugno, per l'eventuale ballottaggio. Ora è certo, il ministro dell'Interno Minniti ha fissato la data per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. In Veneto coinvolti 46 comuni, 2 i capoluoghi di provincia, Treviso e Vicenza. Una data che spariglia un po' le carte, visto che tutti i partiti avevano impostato l'avvio delle campagne elettorali presumendo come data del primo turno domenica 27 maggio, stesso giorno coincidenza del calendario di 5 anni fa, ma così non sarà e al voto si andrà 2 settimane dopo, quando le scuole saranno chiuse e molte famiglie avranno già le valigie pronte per le vacanze. Sarà dunque una campagna elettorale davvero calda, quella che ci attende non solo sul fronte politico, ma anche, è proprio il caso di dirlo, su quello meteorologico. Certo non è la prima volta che si vota così avanti. Per le amministrative dell'anno scorso si votò l'11 ed il 25 giugno. Per le politiche del 1983 le urne si aprirono il 26 e 27 giugno in piena estate. Nella Marca, oltre al comune capoluogo, sceglieranno il sindaco anche i cittadini di Istrana, Vedelago, Castello di Godego, Motta di Livenza, Mareno, Moriago, Nervesa e San Biagio di Callalta. Dei 46 comuni veneti che andranno alle urne, 12 hanno più di 15.000 abitanti ed andranno quindi al ballottaggio se uno dei candidati sindaco non raggiungerà il 50+1 dei consensi al primo turno. Tra i municipi principali chiamati al rinnovo delle amministrazioni, oltre a Treviso e Vicenza, ci sono Adria, San Donà di Piave, San Stino, Pianiga, Martellago, Marostica, Piove di Sacco e Codevigo. Controlli a tappeto nelle case di riposo del Veneto, a ordinarli il governatore Zaia, che traccia un bilancio sostanzialmente positivo ma con alcuni problemi da non sottovalutare. Sentiamo. Blitz degli ispettori di Palazzo Balbi in 34 delle circa 370 case di riposo pubbliche e private regionali che ospitano circa 3.700 anziani su un totale di 32.000. Su 34 controllate 7 hanno degli aspetti negativi, cercheremo di farli aggiustare, ma dire che sono lager, dire che sono strutture da chiudere, assolutamente no. Le criticità maggiori hanno riguardato pulizia di ambienti, cattivi odori, locali poco arieggiati o che non permettono di uscire con facilità. Sul fronte degli ospiti, invece, risultati positivi riguardo all'igiene, ma qualche problema relativo al dato relazionale e all'isolamento dei pazienti. L'insufficienza di questi 7 istituti, tiene a precisare il governatore Luca Zaia, è valutata con il Metro Veneto, perché tali strutture altrove potrebbero essere considerate a 5 stelle. Ma per noi geriatrie e case di riposo sono il principale banco di prova su cui misurare la civiltà. Era quindi giusto fare questi controlli che sono avvenuti in tutte le ULSS e proseguiranno anche nei prossimi mesi. Senza la volontà di essere persecutori
imprenditori, nei confronti dei gestori, ma la volontà è invece di fare un'altra cosa, di fare dei controlli a campione, una task force fatta di medici, di geriatri, insomma di persone esperte per ogni ULSS, e a campione andare a controllare i nostri anziani se sono curati bene, se gli alloggi sono degni di questo nome, se la pulizia c'è e quant'altro. Le case di riposo che hanno ottenuto esito negativo, annunciano dalla Giunta regionale, saranno rese note solo al termine della relazione finale delle commissioni istituite da ogni ULSS e i risultati saranno notificati alle autorità competenti. Si è fatto un bel lavoro, ci sono tutta una serie di parametri controllati, dopodiché avremo i verbali, del resto siamo ancora a poche ore dal blitz, per cui non abbiamo ancora i verbali, abbiamo però delle schede che già ci dicono cosa si è controllato e cosa si è fatto. La sicurezza ora in vista delle festività pasquali, dopo gli arresti per terrorismo nelle ultime ore, intensificati i controlli a Venezia. Massima allerta a Venezia per il rischio di attentati terroristici durante le festività pasquali. Dopo gli arresti a Roma e in Piemonte di sospetti fiancheggiatori della strage islamista di Berlino, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha stabilito un piano straordinario di controllo del territorio per i prossimi giorni, durante i quali è previsto l'afflusso di centinaia di migliaia di turisti nella città storica. Anche alla luce degli ultimi accadimenti nel Lazio piuttosto che in altre parti d'Italia, giustamente i tavoli operativi in prefettura vogliono essere sempre di un livello piuttosto alto, quindi pertanto le attività che andremo a mettere in campo assieme a tutte le forze di polizia saranno aderenti a quelle che sono le problematiche del momento. Fino al 1° maggio saranno quindi intensificati i presidi di vigilanza e controllo del territorio nelle aree maggiormente interessate dagli itinerari turistici e nei principali luoghi di culto. Sotto sorveglianza speciale anche i musei, molti dei quali prevedono aperture prolungate nel corso della prossima settimana. I nuovi protocolli interforze per la sicurezza nella città storica in terraferma, ricorda l'assessore comunale Giorgio Deste, sono già stati sperimentati con successo a Natale e a Carnevale. Non siamo quindi all'anno zero, la macchina funziona e tutto quello che dobbiamo fare è metterla in moto. Fortunatamente la collaborazione è una collaborazione molto valida, molto sinergica, sentita, e quindi i tavoli operativi trovano la giusta risposta in termini proprio di strategie e soprattutto di sinergie tra i vari corpi di polizia. A Padova ora, dove è ancora polemica dopo l'aggressione in stazione alla parlamentare Silvia Covolo. Sentiamo. Conto, se non fossi stato in compagnia dei miei 2 colleghi non so come avrebbe potuto andare a finire, perché anche la strada per andare al parcheggio è abbastanza isolata. È ancora scossa Silvia Covolo mentre arriva al comando provinciale dei Carabinieri di Padova per sporgere denuncia. La sera prima la neoparlamentare è stata accerchiata da 3 extracomunitari e schiaffeggiata in stazione a Padova, mentre assieme ad altri parlamentari rientrava da Roma. Erano da poco passate le 19. Non ho assolutamente guardato nessuno, non ho provocato nessuno, stavo soltanto trascinando la mia valigia e mi sono sentita colpire da uno schiaffo in volto. Nel momento in cui mi sono girata ho visto questi 3 individui che mi hanno derisa. La deputata è stata immediatamente raggiunta dai 2 colleghi con i quali aveva viaggiato, Massimo Bitonci e Germano Racchella. I 3 extracomunitari, dopo una breve discussione, si sono dileguati. Al momento la stazione non era presidiata. È stato questo che ci ha colpito. Roma è una città blindatissima perché c'è l'esercito in ogni angolo e anche in stazione si può girare liberamente. A Padova invece non abbiamo visto alcuna forma di controllo e abbiamo dovuto attendere 10 minuti perché arrivasse una pattuglia dei vigili. La vicenda riaccende la polemica sull'assenza di controlli in un'area difficile della città e sull'atteggiamento che la Giunta Giordani ha nei confronti di uno dei problemi che coinvolge quotidianamente migliaia di padovani. Massimo Bitonci è durissimo contro il comune. Cioè il tentativo che ha fatto il portavoce del sindaco pagato con 100.000 euro all'anno non è stato quello di interessarsi di trovare una soluzione, magari di parlare col sindaco e dire forse dobbiamo mettere un presidio fisso in stazione. No, il problema è stato quello di telefonare ai giornalisti. Io ho 3 telefonate ai giornalisti indispettiti perché hanno detto ma si voleva limitare la possibilità di riportare i fatti come sono. Torniamo ora a parlare delle Olimpiadi invernali del 2026. Dopo le polemiche con il CONI, il governatore rilancia, sentiamo.
Olimpiadi invernali 2026, la candidatura Cortina Dolomiti UNESCO è uscita più forte di prima, ne è convinto il presidente della regione Luca Zaia, dopo le polemiche con il CONI che prima aveva citato solo quella di Torino-Milano, poi ieri sera per bocca del presidente Malagò aveva allargato a Cortina. I termini di presentazione delle manifestazioni di interesse scadono il 31 marzo, quindi la partita non è ancora chiusa. Anzi, noi sappiamo che candidiamo un comprensorio sciistico più grande al mondo, oltre 1400 km di piste, per cui se c'è un tema nelle Olimpiadi invernali è quello della neve e del ghiaccio. Abbiamo i trampolini, abbiamo i palazzetti del ghiaccio, abbiamo un sacco di attività perché viviamo di neve, no? Viviamo di sport invernali. C'è anche Torino e Milano, vabbè ho capito, c'è anche Torino e Milano, ma noi abbiamo il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. Se qualcuno ci spiega per quale motivo noi non ci meritiamo la candidatura, noi diciamo signor sì, ma ce lo devono spiegare bene. Non ci candidiamo contro qualcuno, ha concluso Zaia, ma chiediamo solo al CONI che la valutazione dei dossier sia obiettiva, pubblica, leggibile e comprensibile da tutti. Ci sono milioni di euro stanziati e stanziabili destinati all'innovazione delle imprese. Confindustria Veneto con Regione e Università del Nord-Est lanciano un piano per fare del Veneto un laboratorio per lo sviluppo del paese. Se finora si era parlato di ammortamento capace di incidere sulla decisione finale sul fare o non fare un investimento, oggi l'evoluzione di Industria 4.0 punta dritto all'innovazione per contrastare la perdita di sapere e conoscenza, unico vero rischio che mina il Made in Italy. Per le imprese del Nord-Est è un'occasione unica di rilanciarsi sul mercato emulando processi industriali che danno valore aggiunto al prodotto ed è Confindustria Veneto a partire con l'acceleratore prima in Italia con un'iniziativa che vuol fare del Veneto un laboratorio per lo sviluppo del paese. Abbiamo chiamato i 100 luoghi dell'innovazione dove sceglieremo o chiederanno di essere scelte alcune realtà imprenditoriali di eccellenza che sentono di voler mettere a disposizione delle altre imprese le proprie conoscenze, le proprie metodologie e i propri motivi di successo. Confindustria Veneto e Regione si sono incontrati per condividere iniziative di diffusione degli strumenti di sostegno alle imprese mentre prosegue di pari passo il lavoro con il mondo accademico. Abbiamo chiesto alle 4 università del Veneto di aiutarci a selezionare le aziende di Industria 4.0 e questo stiamo facendo proprio in queste settimane. I bandi scadranno in aprile, non bisogna perdere tempo, tanto più alla luce dei dati elaborati da Fondazione Nord-Est sulla capacità di intercettare gli incentivi. Il 46% delle imprese venete ne ha approfittato, ma c'è ancora una buona fetta di imprenditori che non nutrono interesse o peggio, che non hanno i mezzi finanziari per affrontare gli investimenti, segno che la ripresa del territorio, un tempo locomotiva del Nord-Est, è ancora di là da venire, ma la fiducia c'è. Noi siamo il Veneto, sappiamo perfettamente che cos'è il Veneto nel mondo, cosa che si è costruita con tutte le categorie di prodotto che abbiamo, non sono solo prosecco occhiali, ma c'è il mobile, l'alimentare, insomma siamo un'eccellenza a 360 gradi. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG del Veneto, andiamo a Padova, niente sala del comune, alla presentazione del libro su Norma Cossetto, la giovane morta nelle foibe, insorge la destra. Sentiamo. Il sindaco Giordani si vergogna e chiede scusa. La tragedia delle foibe non si può censurare. È Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a prendersela con la giunta che non ha concesso la sala della Fornace Carotta alla presentazione del volume a fumetti sulla tragica storia di Norma Cossetto, la giovane istriana, studentessa del Bo, violentata e infoibata dai titini. Le fa eco Marina Buffoni, ex assessora della Giunta Bitonci, ora portavoce del partito di destra in città. Il sindaco deve rimediare subito, concedendo la sala comunale e proponendo l'intitolazione di una via o di una piazza a Norma Cossetto. Due pesi, due misure da parte di questa amministrazione che da un lato nega la possibilità di presentare il libro e la storia di Norma Cossetto, dall'altro invece un'amministrazione così tanto attenta e accogliente verso i centri sociali, verso coloro che avevano distrutto la città a ferro a fuoco quest'estate. Quindi a loro massima libertà, a noi questa libertà invece viene negata. Prologo bagnato per il weekend di Pasqua, ma i 2 giorni di festa riporteranno il sereno. Sentiamo il nostro esperto.
Prima di godersi Pasqua e Pasquetta c'è lo scotto da pagare, il ritorno del maltempo, un ritorno non da poco se la Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta in queste ore per possibili criticità idrogeologiche e anche rischio valanghe in aumento per il pomeriggio e la giornata di domani. Per le valanghe in particolare è stato dichiarato lo stato di preallarme da riconfigurare a livello locale in fase operativa in allarme in presenza di particolari situazioni di emergenza. Tempo in ogni caso da ombrello, quello di domani. Quando piogge temporali interesseranno la nostra regione almeno fino a metà pomeriggio, poi è atteso un miglioramento che si farà più convincente nella giornata di domenica di Pasqua, quando sin dal mattino il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso, ma il sole acquisterà sempre più spazio dal pomeriggio e le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere anche 17 gradi di giorno. Andrà ancora meglio il lunedì di Pasquetta. Un campo di alta pressione conquisterà tutta l'Italia, anche il Veneto. La giornata si presenterà splendidamente soleggiata con clima mite e valori termici diurni molto vicini ai 20 gradi. Ma all'orizzonte si profila un nuovo cambio. Il tempo continuerà ad essere bello anche nella giornata di martedì 3 aprile, ma è atteso un nuovo peggioramento con il rientro a scuola dei ragazzi. Una nuova perturbazione porterà altre piogge temporali tra mercoledì e giovedì. Singolare via Crucis animata, quella di Arcole, piccolo comune del Veronese, dove la Domenica delle Palme nella processione con figuranti in costume a rappresentare Cristo morto sulla croce è stato il parroco del paese Don Diego Castagna, 41 anni, originario di Lonigo. Il prete ed una sessantina di parrocchiani, attori per una sera, hanno inscenato la Passione di Cristo e Don Diego, capelli sciolti sulle spalle, barba, vestito solo con un telo annodato in vita, come in tutte le rappresentazioni della Passione, si è fatto crocifiggere lasciando a bocca aperta quanti assistevano alla sacra rappresentazione. E da oggi, venerdì santo, abbiamo chiesto un contributo, una riflessione al vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Sentiamola insieme. Non esiste una Pasqua che non sia preceduta dal Venerdì Santo e non sia preceduta dalla Passione del Signore Gesù, che non è da considerare solo in senso dolorifico. C'è stato evidentemente un dolore effettivo nella persona di Gesù, che era veramente uomo, ma soprattutto significa una vita che è donata agli altri. Ne abbiamo avuto anche un esempio, che è un esempio concreto di quel tenente colonnello in Francia che ha dato la vita e si è sostituito a una persona che è stata liberata e lui è entrato al posto suo. Questo è un esempio concreto, probabilmente anche sostenuto dalla fede o comunque da una forte dimensione umana, ma il vero senso del venerdì è una vita donata, cioè una persona, il Signore Gesù, che ritiene la nostra vita, la nostra salvezza dal peccato, dalla morte, da ogni forma di schiavitù, la nostra salvezza più importante della sua esistenza. Ecco perché il Signore Dio Padre poi garantisce questa sua donazione totale con la risurrezione, che vuol dire una vita per sempre. Lui è il vivente, però non si arriva alla Pasqua senza passare per il Venerdì Santo. È tutto per questa edizione, vi ricordo 20:10 subito dopo i TG, ospiti in studio Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, e Federico Caner, assessore regionale al turismo della Lega. È tutto dunque, vi lascio nel dettaglio alle previsioni del tempo per domani con il nostro meteo. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una perturbazione atlantica porta un diffuso maltempo sul Triveneto con fenomeni anche di moderata intensità. Vediamo il dettaglio di sabato 31 marzo. Sul Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e moderate.
migliorerà ovunque entro la nottata. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 12 e 15 gradi circa. Tempo spiccatamente instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, piogge un po' su tutti i settori, anche forti e con rischio di fenomeni violenti. Temperature minime sui 9 gradi, massime invece che risulteranno essere comprese tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo anche qui perturbato ovunque, con piogge diffuse e con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.